Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. Proseguiamo sulla scia della puntata precedente, quella dell'11 aprile, parlando di industria 4.0, imprese 4.0, anche allargando questo discorso al capitale umano, al marketing e all'intelligenza artificiale. Se ne fa un grande parlare, come Friuli Economy siamo andati anche in alcune aziende del territorio, in Lima Corporate e in Varzila, e a breve andremo anche alla Intermec di Cordenons. Questa sera con gli ospiti che abbiamo cercheremo di fare il punto se le imprese friulane sono 4.0, che cosa manca, qual è lo stato di fatto. Presento quindi qui per la prima volta a Friuli Economy il signor Michele Sangion di Digital Evo. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Poi abbiamo il professor Marco Sortino, buonasera, dell'Università di Udine, e poi Roberto Siagri, che è il presidente dell'azienda Eurotech SPA. Benvenuto Roberto. Bene, magari per far capire un po' ai nostri telespettatori farei una breve carrellata per spiegare ospite per ospite un po' di che cosa si occupa e qual è lo stato dell'arte nella, diciamo così, digitalizzazione. Sangion, la sua azienda si occupa di marketing 4.0, ma che cosa vuol dire a livello pratico, concreto? Quali sono i servizi che voi offrite alle vostre aziende clienti? Sì, noi ci occupiamo essenzialmente delle piccole e medie imprese e poi per quanto riguarda industria abbiamo un altro tipo di servizio, ma per quanto riguarda il mobile marketing abbiamo costruito abbiamo la Master Seller internazionale per quanto riguarda una piattaforma mobile dove dà la possibilità non solo di creare contenuti ma di renderli misurabili. Oggi non è possibile farlo con un unico strumento. Diciamo che siamo l'aiutante dei marketer aziendali e quando non ci sono i marketer aziendali ci occupiamo noi con uno staff di 14 dipendenti all'interno dell'azienda che si occupano di fare assistenza mobile marketing per le aziende. Ecco, ma qual è lo stato dell'arte delle imprese in Friuli Venezia Giulia sul mobile marketing? Cioè lei a che punto vede, fra virgolette, il paziente in questo momento? Beh, il dato è un dato certo, nel senso che oggi il mobile, cioè tutto quello che riguarda le informazioni di settore, servizi, prodotti e azienda sono più visibili e più veloci da vedere su mobile, su un telefonino, chiamato ancora telefonino, su uno smartphone che sul desktop. Quindi si utilizza di più, è più vicino e più veloce lo smartphone. Quindi noi portiamo la tecnologia e le aziende quindi tramite la tecnologia le portiamo direttamente sul telefono. E quanto oggi è importante lo capiscono tutti questo, quanto le aziende, le piccole e medie imprese sono preparate per presentare i propri servizi e prodotti nel mobile, un po' meno. C'è un gran lavoro da fare. Quindi molto lavoro. Magari nel proseguo della puntata vedremo anche nel dettaglio questo dato, ma non solo, anche lo incroceremo col capitale umano. Ecco, di capitale umano ne possiamo parlare anche con il professor Marco Sortino dell'Università di Udine. Sortino, lei sta seguendo anche lo sviluppo 4.0 di diverse imprese in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto ad esempio anche, siamo arrivati in Varzila grazie a lei che ovviamente è stato così gentile a suggerircelo. Ma come vede, diciamo così, nelle imprese questa predisposizione a fare questo passaggio in Friuli Venezia Giulia? Dipende moltissimo dalla storia dell'azienda, dalla visione che ha. Ci sono aziende molto avanti, aziende che stanno valutando la promozione, aziende che non ci credono in questo momento o che non lo capiscono. Sono più quelle propense o più quelle ancora che non ci capiscono, che non vedono le potenzialità, che sono un po' estranee? Certo, chiaramente c'è tanta curiosità, questo posso dirlo tranquillamente. È logico che le aziende con cui collaboriamo più vicino sono già molto proiettate e avanti su questo tema, soprattutto il management o l'imprenditore ha già una passione, chiamiamola, per questa tecnologia, per cui vuole egli stesso portarla avanti e ci crede fermamente. Ecco, questa è una particolarità che le contraddistingue. E più in generale notiamo che comunque c'è un forte interesse, anche grazie alle azioni di agevolazione finanziaria, alla portare l'infrastruttura verso la capacità o la conformità con i requisiti, quindi la raccolta dati. Quello che forse manca di più in questo momento è la capacità poi di avere, anche soprattutto al proprio interno, le competenze per riuscire a trasformare questa enorme mole di dati in valore. Questo effettivamente potrebbe essere un tema del prossimo futuro. Ecco, ma questo tema lo si può affrontare facendo fare dei corsi di formazione
a chi è già dipendente oppure assumendo giovani magari che vengono da ingegneria e che possono, dopo che sono stati formati all'università, capire come gestire questi dati? Ma io direi entrambe, cioè certamente portare nuove risorse in azienda, specialmente giovani, è un'ottima maniera per riuscire a rinverdire e portare avanti l'azienda. Molto spesso però il nuovo arrivato si trova a lavorare già in un ambiente che ha già le sue procedure, quindi è difficile che riesca a fare o dare un cambio di passo significativo. Molto più importante invece sarebbe anche ricercare di riconvertire le persone esistenti a queste tecnologie con un percorso di cambio di mindset aziendale alla fin fine. Sì, Agri, invece lei che si occupa nella sua azienda che sviluppa diversi prodotti anche della digitalizzazione delle imprese manifatturiere, come vede in questo momento la predisposizione delle imprese del Friuli Venezia Giulia, ad esempio, ad affidarsi alla sua azienda o comunque in generale per questa digitalizzazione? Come sentiment, come vede? Le vede, diciamo così, propense oppure le vede ancora ferme? C'è un grande ancora interesse, c'è bisogno di capire poi il digitale come si trasforma anche in aumento di ricavi o in un modello di business diverso, per cui, che poi non è neanche il tema in realtà del Friuli, ma è il tema un po' di tutta l'Italia, di tutta Europa, la digitalizzazione e questa trasformazione digitale o questa Industry 4.0 va ancora sedimentata, va ancora capita. L'importante è che ci sia l'interesse e che ci sia in qualche maniera la comprensione che la trasformazione è ineludibile e che bisogna andare in questa direzione, e questa direzione significa che il dato comincia ad avere una sostanza che è come la materia, ha un valore che è importante per fare il nuovo business e per poter anche raggiungere mercati diversi con prodotti che si possono vendere in maniera diversa. Ecco, ma rispetto al problema che aveva sollevato prima Sortino, appunto la gestione del dato, no? Lei che poi di dipendenti ne ha molti, li vede propensi a capire come gestire questi dati? Ha dovuto prendere dei manager esterni? Come fa sul tema poi una volta che è digitalizzato? No? Ecco, il tema è che è proprio quello lì, che alla fine la digitalizzazione non è neanche così complessa, è un aspetto tecnologico e le tecnologie ci sono, si può fare tutto ormai anche a costi contenuti, per quello che si parla di rivoluzione, perché altrimenti sarebbe una roba di nicchia per pochi, invece il fatto che si chiami quarta rivoluzione industriale perché è un po' per tutti. Non si sa ancora come trasformarli in valore economico, anche se uno va a analizzare le aziende più capitalizzate del pianeta o che hanno un valore di borsa più alto di tutte, sono quelle che gestiscono grandi mole di dati. Questo dovrebbe far riflettere. Allora, l'importante è che ci sia riflessione su questo punto. Io credo che ci voglia un po' di tempo, non c'è una bacchetta magica, credo che ci sia bisogno di un percorso, sicuramente l'università ha un ruolo importante in educare le nuove figure professionali, perché poi alla fine è chi entra anche dentro un'impresa con idee nuove, con modi nuovi di fare, che può essere l'artefice della trasformazione. Come si usa dire, squadra che vince non si cambia, per cui magari un'impresa che va già bene dice ma perché devo cambiare, mettermi in discussione? L'innovazione, i più grandi nemici dell'innovazione stanno sempre dentro l'impresa stessa, non è che l'innovazione non sia cosciente che deve innovare. E che poi dentro l'impresa c'è anche quello che la osteggia. È un percorso difficile, non è facile. Io penso che tutto sommato la maturità ci sia, mancano ancora tanti soggetti che possono aiutare le imprese a fare questo, perché poi l'impresa da sola non può farlo. Ecco, ma ad esempio il piano nazionale dell'industria 4.0 fino adesso è stato usato oppure no? Sì, è stato usato per comprare dei macchinari in realtà da 3.0, però l'importante è che siano connessi. Se già sono connessi significa che il lavoro successivo sarà più facile, per cui sicuramente alla fine è gioco forza, bisognava dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, come si usa dire, per cui almeno ho portato l'imprenditore a comprare una macchina che sia predisposta per la 4.0, poi magari non la sto usando subito come 4.0, però almeno ce l'ho, per cui la trasformazione successiva dovrebbe essere ragionevolmente più facile. Però bisogna correre, che credo che non ci siano tanti anni davanti per fare sta roba qua, però le aziende non devono neanche essere prese dallo sgomento, dalla paura di non potersela fare, un po' di anni ci sono, non credo che ci sia
tempo 5 anni per far sta roba, ma se si riesce a entrare in questa trasformazione entro il 2020 già è un buon obiettivo. Ecco, chiederei a San John se ci fa un esempio in questo senso tipico di un'impresa che deve entrare in questo marketing 4.0, cioè che cosa significa, quali vede essere normalmente un po' le paure che hanno le imprese, quali sono invece i benefici che si possono avere, anche utilizzando immagino poi i social, no? Per farsi conoscere a livello mobile. Io sono pienamente d'accordo su quello che ho sentito fino adesso dai miei colleghi. Quello che è importante è che sì, è vero, c'è l'informazione e c'è anche un po' di preoccupazione, ma dopo la preoccupazione bisogna occuparcene. Quindi c'è la necessità assoluta di fare qualcosa e ci sono oggi gli strumenti, come diceva, non sono nemmeno tanto costosi. Lei parla di social, i social oggi sono fondamentali per le aziende che vendono direttamente al pubblico e oggi è uno strumento fondamentale, non è più il profilo dove io metto i miei gattini e le mie foto di quando vado via in ferie, che magari questo può servire ai ladri, ma io oggi posso avere una pagina, un profilo dove posso avere dei contenuti all'interno del mio brand, dove tramite dei sistemi con algoritmi apposta, tramite delle piattaforme che non sono solo la nostra ma ce ne sono altre, possono rendere forte questa cosa. Dove mi vado a rivolgere? Le web agency sono le prime che hanno questi servizi che ci danno una mano. Dobbiamo essere accorti a farci dei buoni preventivi, ma soprattutto che siano funzionali per quello che sono le mie necessità, perché oggi le esigenze, come si diceva, l'esigenza dell'azienda è avere clienti, perché la situazione è quella che c'è. No? L'importante è che il servizio sia importante per quello che io faccio, per quello che io do, per quello che io produco e non che mi creo delle pagine sui social network importanti ma poi non mi portano profitto e quindi non mi portano clienti. Ecco, quali vede come social network che stanno dando maggiori risultati? Instagram, LinkedIn, Facebook, altro ancora? Qui in Friuli parlo. Noi come azienda, dato che abbiamo una rete commerciale un po' sparsa in tutta Italia, in Friuli, se parliamo di Friuli, sì. Ma è uguale, come diceva Roberto, in tutta Italia è uguale. Per quanto riguarda le aziende, LinkedIn è fondamentale, specialmente se lavoro con l'estero. Per quanto riguarda invece le aziende nostre, che lavorano nel quotidiano, nel territorio, i social sono importanti, Facebook, assolutamente, o anche Instagram, però essenzialmente Facebook. Se parlo di alimentazione, forse di ristorazione, Instagram è un po' più veloce, perché noi abbiamo proprio questi dati che ci servono quotidianamente per i nostri clienti, che andiamo alla ricerca di dove sono i cosiddetti follower, che poi sono quelli che devono diventare non freddi ma caldi, cioè quindi devono essere interessati all'acquisto dei nostri prodotti proprio perché oggi faccio fatica a entrare dentro su una pagina di un sito e ci metto troppo tempo, oggi ci vivo fra virgolette in questa vita virtuale dei social, è molto più facile andare su un brand che vedo su un social network e da lì direttamente andare sulla pagina per l'acquisto perché magari è un e-commerce o vado a prendere informazioni su quel prodotto perché l'ho visto dai social. Certo. Va bene, ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria qui a Friuli Economy e poi torniamo qui a parlare di imprese 4.0 in Friuli Venezia Giulia. Parliamo di digitalizzazione delle imprese in Friuli Venezia Giulia. Professor Sortino, abbiamo parlato molto di aziende fino adesso, ma i suoi studenti, chi studia ingegneria, è consapevole di questa tematica oppure no? Bella domanda, un po' sì, un po' no. Qualche studente, probabilmente per interesse personale, è documentato, è attivo e comprende già il potenziale che c'è dietro, tant'è vero che si sta anche muovendo magari con corsi di formazione e così via. La maggior parte non ha ancora colto completamente il potenziale che c'è dietro e soprattutto quello che vorrà dire per il proprio percorso professionale, nel senso che è logico che questa evoluzione di tecnologia molto rapida renderà ancora più necessario il fatto di un continuo aggiornamento, la capacità di stare dietro all'evoluzione tecnologica e ai trend che verranno fuori. Se pensiamo ai lavori di domani, in effetti è difficile rispondere a quali saranno i lavori neanche tra un anno, neanche tra 6 mesi, quindi è importantissimo il sapersi aggiornare, quindi l'università da questo punto di vista ha l'obbligo morale soprattutto di educare i propri studenti a essere in grado di aggiornarsi e inseguire adeguatamente il mercato anche tecnologico. Ecco, il suo è un messaggio, professor Sortino, molto forte in realtà, cioè non si può pensare che una volta diplomati e poi in caso dopo laureati la propria formazione finisce lì
errore che magari ancora diverse persone fanno. Ha parlato anche appunto di lavoro e digitalizzazione. Non è facile fare le previsioni, però alcuni lavori stanno scomparendo e altri lavori stanno invece comparendo. Non sappiamo su un gioco a somma zero, però io le chiederei, facendo una previsione, quali lavori è più probabile che scompaiano nelle imprese e quali invece compariranno? E quindi su che cosa si devono orientare anche gli studenti che ci stanno vedendo nel fare magari tirocini e magari tesi in modo tale da diventare poi un giorno dei dipendenti o magari dei manager o magari degli imprenditori che sono nel mercato e ci stanno bene dentro? Certo, beh, allora in generale in questo momento tutte le tecnologie informatiche danno sicuramente soddisfazione anche come percorso professionale, quindi questo è sicuramente un ottimo investimento, magari in informatica applicata con qualcosa vicino, diciamo così. E per quanto riguarda lavori che potrebbero scomparire, diciamo, è anche qua difficile rispondere. In generale è chiaro che i lavori un po' più ripetitivi, un po' più meccanici se vogliamo, che potrebbe essere anche banalmente l'inserimento dati, mettiamo così, questi è logico che verranno superati dal fatto che i sistemi diventano interconnessi o che alcune attività possono essere robotizzate. Ecco, come stiamo vedendo appunto un'immagine di un robot che lavora presso la Lima Corporate. Ecco. Perfetto, eccoci. Fortunatamente i robot non sono in grado di gestire come riusciamo a fare noi situazioni, diciamo, incerte o di emergenza e non hanno neanche la nostra creatività e spero probabilmente non l'avranno per un bel periodo e di conseguenza anche qui una riconversione verso lavori in cui la creatività è più importante, anche questo è abbastanza auspicabile e dà una buona garanzia di occupazione futura. Ecco, Siagri, lei nella sua azienda ma anche con i suoi clienti, che cosa ha visto, diciamo così, venire avanti come mestieri, che cosa sta vedendo scomparire, anche alla luce delle prestazioni che l'industria 4.0 può offrire, no? Perché abbiamo visto ad esempio il gigantesco lavoro che si sta facendo in Wärtsilä o in Lima Corporate, ad esempio nel magazzino della Lima Corporate, dove davvero i robot fanno cose davvero particolari e importanti sempre di più e quindi si evolve anche il ruolo delle persone. Però ci faccia anche lei capire insomma dove andare, anche per chi ci sta vedendo, soprattutto i giovani. Sì, ora c'è una figura emergente che è quello del data scientist, perché se i dati abbiamo detto che diventeranno il nuovo materiale di partenza, la nuova materia prima, bisogna saperli manipolare e lavorare. È chiaro che poi alla fine l'elaborazione vera e propria la fa il calcolatore, ma su istruzioni che vengono dagli umani, perché ancora la parte creativa è ancora appannaggio degli umani, lo sarà, come diceva anche Sortino, per un bel po'. Dunque, bisogna essere in grado di essere creativi, bisogna essere in grado però di avere gli strumenti informatici di oggi, non gli strumenti informatici di 20 anni fa. E di oggi quindi che cosa parliamo? Oggi parliamo appunto di quello che sono i tool di analisi dei dati, perché avere una base matematica e di statistica importante, e poi avere la base di sviluppo del software che è richiesta nella gestione di data center, quello che poi si chiama il cloud computing, e tutti i tool che stanno attorno al cloud computing e dal cloud computing all'app economy, perché noi come consumatori ci sembra tutto scontato, usiamo le app, ma tenere in piedi un'app che usiamo sul nostro telefonino mobile dietro, se no va a vedere dietro un'app cosa c'è, non c'è solo il telefonino, c'è un'infrastruttura gigantesca di calcolatori, di reti di telecomunicazioni, di programmi sofisticati e che vanno tutti coordinati e tenuti in piedi, e quella è la figura del DevOps cosiddetta. Il DevOps è una nuova figura di programmatore gestore del software che fa sì che tutta queste cose funzionino. Per cui pensare che come dietro a un videogame c'è tantissima tecnologia e non è più l'informatica di 20 anni fa. L'informatica 20 anni fa è finita, Ma morta. Queste figure, lei ad esempio qua in Friuli Venezia Giulia, le trova oppure fa fatica e deve prendere da altre regioni? Non si trovano in nessuna parte d'Italia, non si trovano in Friuli, ma non è che non si trovano in Friuli, basta uscire dal Friuli per trovarle. Si fa fatica a trovarle, si fa fatica a trovarle anche all'estero perché la domanda è altissima, per cui di conseguenza c'è il tema della domanda e offerta. Diciamo che, senza che nessuno me ne voglia, ma i percorsi scolastici sono rimasti un po' indietro. E per cui, non in Italia, in generale, cioè la tecnologia e le industrie si sono mosse più velocemente del sistema educativo, anche perché non è colpa
degli insegnanti, è colpa che dipende da delle leggi, da dei percorsi che non sono decisi dall'insegnante, sono in qualche maniera decisi a livello ministeriale o a livello governativo. Di conseguenza c'è difficoltà, la cinghia di trasmissione è lenta. Questo fa sì che ci sia un ritardo della scuola nel formare questo tipo di nuovi soggetti che devono entrare nell'industria con lo scopo di plasmare i dati e di estrarre valore dai dati. Ecco, e chiederei a Sortino una breve replica, che cosa sta facendo l'università per stare al passo della tecnologia, poi dopo vedremo con Sangioni invece che figura è la persona che si occupa del marketing 4.0. Prego una breve replica a Sortino, poi la parola a Sangioni. L'università sta ovviamente con i vincoli che appena citati benissimo a Seagri, cercando ovviamente di vedere la propria offerta formativa, cercando di adattarla alle esigenze nuove, chiaramente però nel rispetto di dare ai nostri studenti la base e la capacità di autoaggiornarsi, che per me è la cosa più importante, anche perché l'evoluzione della tecnologia è talmente rapida e soprattutto diciamo, il libro, tra virgolette, il libro di testo ormai è uno strumento obsoleto per tante discipline, ormai veramente diventano YouTube o anche altri strumenti il metodo di autoaggiornarsi, e questo devono imparare i nostri studenti a fare. I famosi tutorial, certo. Ecco, Sangion, lei ad esempio ha detto che ha particolari anche esigenze per aumentare la sua squadra, sì. No? Ecco, ma come fa a reperire queste risorse umane? Di che cosa si occupa la persona che fa da addetto marketing 4.0? Sì, ci sono vari settori che riguardano quello che è il marketing 4.0, se io parlo di mobile, non di intelligenza artificiale. Vorrei fare una piccola replica per quanto riguarda le aziende che chiuderanno o meno. Io credo che le aziende che chiudono sono quelle che non si rinnovano. Cioè, quindi i settori ci saranno, è vero che magari un domani un avvocato avrà l'intelligenza artificiale che risponde ai codici civili e ai codici penali perché è programmato da qualcuno, ma ci vorrà sempre l'avvocato, perché quello che ha detto il professore, sono d'accordo, la creatività dell'uomo non sarà mai non l'ha detto, ma mi auguro di no, ma non sarà mai... Diciamo a breve termine, sì, non sarà ancora rimpiazzata? Sì, ce la facciamo a breve termine. Ce la facciamo ancora. Non ho detto che non fa torto la micro Franco Scolari. Ma penso che noi abbiamo un'idea chiara di cosa succede. Forse qualcuno con Io no, a breve termine non vado. Poi Keynes diceva che a lungo termine siamo tutti morti, quindi voglio dire. Esatto. Però la vita media si è allungata grazie certo, anche alla nanotecnologia. Comunque non apriamo questa porta. Quello che noi troviamo difficile, ma veramente difficile, è quello di trovare delle figure che possano supportare le attività che noi svolgiamo. Noi ogni 15 giorni assumiamo una persona nuova e questo è quello che facciamo nell'ultimo anno. Quindi ma generalmente da economia, da informatica, da ingegneria, da che tipologia di corsi di studi? Noi abbiamo da una parte, per noi sono importanti i grafici e tutto quello che riguarda grafici, quindi codicisti, sistemisti, ingegneri, anche per quanto riguarda la programmazione, ma quello che noi cerchiamo come figura importante sono i strategy social, cioè le persone che lavorano con i social network, perché noi le aziende le portiamo lì nei social network, oltre che nella digitalizzazione dei loro portali, e facciamo fatica a trovare ragazzi che sanno, perché all'università non ci sono specializzazioni su questo, o meglio, fino a poco tempo fa non se ne parlava, e oggi c'è la necessità e io faccio una fatica incredibile a trovarli, e quindi trovo gli autodidatti, cioè quelli che a casa si aggiornano, come diceva il professore, che sono lì su YouTube, che sono lì su Google, sono lì tutto il giorno sul web, che smanettano e da soli si portano a casa un know-how che per noi è indispensabile. E queste sono le figure che portiamo a casa, quindi sono diplomati, qualche laureato, ma essenzialmente oggi la figura di strategy social network non c'è, ed è una figura che per me è importante per il futuro. Ecco, ma i tirocini, ad esempio curricolari nella sua azienda, sarebbero utili per avvicinare i ragazzi dal mondo dello studio, parlo dall'università o dalle superiori al mondo del lavoro, e quindi poi magari dopo assumerli? Difatti con il professore noi ci siamo parlati anche prima, abbiamo un'idea su questo, noi già lavoriamo con l'Università di Siena, ma stiamo contattando appunto l'Università di Udine perché siamo in Friuli, abbiamo dei giovanotti qui che hanno voglia di fare, abbiamo 27 curriculum dell'università che sono già arrivati e stiamo creando tramite il Polo Tecnologico Pordenonese proprio questo percorso dei ragazzi che vengono da noi e abbiamo la possibilità di fare di ospitare dei tirocinanti. Ma anche dall'ITS tipo Kennedy? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, ci dobbiamo fermare per l'ultimo blocco pubblicitario e poi torniamo qui a Friuli Economy a parlare di imprese e di 4.0 in Friuli Venezia Giulia.
Professor Sortino, abbiamo impiegato 2 blocchi di Fuel Economy a parlare dei cambiamenti tecnologici e del loro riflesso nelle imprese, nel mercato del lavoro. Però ci pare di capire che c'è anche tutta una componente sociale che riguarda quindi la società, le persone come individui, che a livello mentale deve fare un passo verso, diciamo così, il 4.0, e forse se la tecnologia sta correndo su un binario in modo molto rapido, c'è una parte della società che dovrebbe correre in modo altrettanto rapido, però c'è un però. Ci sono come delle resistenze mentali a fare questo salto. Perfetto, esattamente, sono state già citate in anticipo, in precedenza, queste resistenze mentali, ma in effetti dal punto di vista tecnologico oggigiorno è tutto relativamente facile e costa anche molto meno che in passato. Quindi c'è un binario tecnico molto semplice da seguire. Chiaramente questo cambiamento provoca poi anche un cambiamento dei rapporti interpersonali all'interno dell'azienda, del modo in cui si vive l'ambiente di lavoro, dell'organigramma aziendale, quindi va accompagnato anche facendo una mappatura delle competenze e di come le persone all'interno possono vivere questo cambiamento, affinché appunto non si oppongano al cambiamento, ma anzi ne diventino un fattore di successo, e quindi accompagnare l'azienda nella sua interezza al cambiamento digitale. Ecco, ma normalmente le imprese friulane, immagino, non saranno poi tantissime che hanno fatto quello che lei dice, come hanno fatto? Si sono rivolte a dei consulenti esterni, all'università, certo, oppure al loro interno avevano le capacità di fare un salto simile anche manageriale, chiaramente? Purtroppo non è, per dire, l'infrastruttura digitale di un'azienda è come se fosse il sistema nervoso, è come in parallelo anche umano, dobbiamo andare da un dottore specializzato per cambiamenti importanti a livello, diciamo, del sistema nervoso. Di conseguenza è giusto rivolgersi a diciamo, a professionisti esterni e quindi ad aziende specializzate che possano diciamo, aiutare l'azienda nel comprendere fino in fondo le ramificazioni sociali di questo cambiamento. Ecco, invece Siagri, ritornando alla regia di vedere del timer, Siagri, per quanto riguarda invece i modelli di business delle aziende, come sono stati sconvolti dall'industria 4.0, anche in Friuli, che ricordiamo è una terra soprattutto di piccole e medie imprese, no, le grandi imprese ce ne sono poche, e quindi probabilmente i modelli business cambieranno anche nel piccolo e nel medio. Sì, quello che sta avvenendo col digitale è che c'è un ripensamento di che cosa sta comprando il consumatore, cosa sta comprando il cliente o che cosa gli stiamo facendo comprare rispetto a quello che vorrebbe comprare. Faccio un esempio, oggi si parla molto di auto senza pilota, di auto per cui autonome, ma perché si vuole andare verso l'auto autonoma? Si vuole andare verso l'auto autonoma non perché si vuole necessariamente far sì che uno non sia costretto a guidare, ma quanto di portare l'utente ad essere un utilizzatore di un servizio anziché il compratore di un'auto. Alla fine noi vogliamo solo un'espressione di mobilità, vorremmo che qualcuno ci porti nei posti dove vogliamo andare, a meno che non sia uno così sportivo che gli piace guidare, ma di solito uno dice io voglio che tu mi porti in quel posto. E questo semplice esempio mostra come le case automobilistiche stiano lavorando in questa direzione, perché nel futuro non vedono più la vendita dell'auto, ma vendono la vendita del servizio di trasporto. Lo stesso ragionamento si può fare per tanti altri prodotti. Se noi pensiamo a casa, noi siamo costretti a comprare un boiler, in realtà noi vorremmo acqua calda. La domanda è perché devo comprare un boiler quando la mia effettiva domanda è di avere dell'acqua calda. E se io riesco ad avere un oggetto connesso che sa quanta acqua calda sta erogando, al posto di vendere l'oggetto caldaia vendo l'acqua calda erogata. E questa è la trasformazione dei prodotti da prodotti a servizio. Il tema della trasformazione da prodotti di servizio è anche ineludibile perché non è detto che ci sia materia per poter continuare a buttare via prodotti, per cui il pianeta si sposterà da 7 miliardi a 10 miliardi di persone nel giro di 30 anni, in 30 anni per cui ci sarà un 50% di popolazione in più. Le risorse saranno ancora più scarse. Le risorse sono quelle perché il pianeta è chiuso, al di là dell'energia che ci viene da fuori, per cui come posso usare meglio le cose? Se uno pensa alle auto senza pilota, queste potrebbero disintasare le strade delle città, potrebbero creare una mobilità migliore, minori incidenti e costare molto di meno. Oggi siamo costretti a comprare dei beni che poi non utilizziamo. Lo stesso discorso vale sui modelli. Se noi vediamo Airbnb nel settore degli hotel, è il più grande hotel al mondo e non possiede neanche un hotel. Perché? Perché riusa le case non usate
degli umani, perché noi costruiamo tanta roba che poi non usiamo. Il tema è del riuso della materia, di un sistema più sostenibile e di ripensare i modelli, e anche per le imprese di medie dimensioni che magari, o anche di terzisti o di quelli che dicono ma io non ho un prodotto finito. In realtà questa fabbrica, se non diventa digitale, non diventa integrabile dentro la grande fabbrica del tuo cliente, automaticamente tu sarai emarginato come fornitore. Quello che si parla molto di gemello digitale. Se io riesco a trasportare dal materiale al digitale, quell'oggetto digitale, il famoso gemello digitale, quello è facilmente integrabile. È molto più difficilmente integrabile invece un oggetto materiale. Ecco che allora che tu stia facendo prodotti finiti, che tu stia facendo prodotti semilavorati, la trasformazione è digitale inevitabile, perché trattare dati alla fine è molto più facile che non trattare materia. Ecco, vedo anche San John molto interessato, non so se voleva commentare questo, e poi magari una mi stavo chiosa preoccupando finale. dei meccanici e dei carrozzieri, si fanno tutte le auto che si hanno l'autopilota. Vabbè, anche quelle poi magari avranno bisogno di manutenzione. Sì. Magari una chiosa finale sul fatto che a fine maggio di quest'anno cambierà, ci saranno delle modifiche importanti della normativa sulla privacy in Italia, recependo anche dei cambiamenti a livello europeo. Questo che impatto avrà, o viceversa, il 4.0, in che modo potrà aiutare o creare, voglio dire, delle situazioni insomma, da cui tenere conto per le imprese? Ok, allora le opportunità sono tantissime, ma vedo che il tempo sta scadendo perché guardo il tempo. Ci possiamo prendere anche... Però quello che è importante è che le imprese siano informate, perché adesso non si scherza più. Abbiamo visto anche con Facebook cosa è successo per quanto riguarda l'utilizzo dei dati sensibili dei suoi clienti, per Zuckerberg. Oggi è diventata una questione molto molto importante. Tutte le aziende, cioè tutti i settori, noi i primi 50, ma tutti i settori merceologici oggi devono stare attenti all'utilizzo dei dati, specialmente se fanno campagne commerciali o campagne di informazioni sul proprio prodotto. Quindi dal 25 di maggio, mezzanotte scade, quindi dal 26 di maggio ci sarà una nuova normativa fondamentale che io vi suggerisco ad andare nel vostro sito della Camera di Commercio e Provincia e quindi andare a prendere le informazioni su diritti e doveri sulla legge sulla privacy del 25 maggio, oppure sul sito delle imprese nazionale che vi spiega e vi dà le informazioni su quello che succederà, che è importantissimo anche perché le sanzioni sono molto 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 importanti, sostanziose, quindi è importante che voi lo sappiate. Vostro contabile o chi si occupa di fare marketing, quindi ha un'azienda esterna che fa una web agency, loro sono informatissimi su quello che è l'utilizzo dei dati. Bene, io ringrazio questa sera gli ospiti che abbiamo avuto qui, quindi San John, Sortino e Siagari, tutti rigorosamente con la S, a parlare dello stato dell'arte delle imprese 4.0 in Friuli Venezia Giulia. Adesso lancio la rubrica Friuli Lavoro sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia in collaborazione con MAV, e vi do appuntamento fra una settimana a una puntata in esterna per vedere la digitalizzazione dell'azienda Intermec di Corleons. A tutti voi una buona serata. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo alla Lavormec di Roveredo in Piano con Bruno Martignago, che è uno dei titolari. Che cosa fate in questa azienda? Noi facciamo lavorazioni meccaniche di precisione, per lo più per conto terzi, ma anche ci sono particolari di nostra progettazione, e la committenza sono per lo più multinazionali che hanno sedi in Ecco, nello specifico che cos'è che producete? Particolari di macchine, attrezzature, componentistica specifica. Ecco, il numero di dipendenti? 17 dipendenti. Impiegati sia in produzione sia in ufficio? Sì, esatto. E qual è il fatturato della Lavormec? Il fatturato è sui 2,2 milioni. Raccontiamo un po' la storia di questa azienda. Allora, l'azienda nasce nel 1977 con mio padre, che usciva da un'azienda, era capo officina di un'azienda del settore meccanico, iniziò un'attività per conto proprio. Nel 91 poi sono entrato io, ho finito gli studi all'Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone, e da lì è entrato anche mio fratello poi nel 98,
Da lì l'attività si è sviluppata nel corso degli anni, passando inizialmente dalla produzione più in serie di particolari a produzioni più specifiche, che è il core business attuale, di particolari complessi. Lei ha citato il Kennedy, l'Istituto Kennedy. Qual è il rapporto con le scuole e con gli istituti tecnici della provincia e della regione? Allora, noi abbiamo un rapporto con le scuole di collaborazione. Molto spesso abbiamo ragazzi in stage, sono momenti importanti nella vita aziendale, perché abbiamo la possibilità di conoscere i ragazzi che arrivano dalle scuole e avere un'interazione abbastanza diretta con quella che è la formazione presso le scuole. Allora adesso ci spostiamo e andiamo a capire quali sono le figure professionali ricercate dalla Lavormec. Quali figure professionali state cercando attualmente? Noi cerchiamo generalmente e da sempre figure che abbiano esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, quindi tornitori, fresitori, rettificatori, però sono figure professionali che sono impossibili da trovare sul mercato, quindi dobbiamo per forza lavorare sulla formazione interna e avvicinandoci a quelle che sono le scuole. Come vi sta aiutando MAV in questo? La MAV in questo ci sta aiutando, intanto avvicinandoci, accompagnandoci nel percorso di avvicinamento alle scuole e soprattutto facendo una buona opera di selezione di quelle che sono le figure che si possono più avvicinare alle nostre esigenze aziendali. Al momento quanti interinali avete con MAV? Adesso abbiamo 2 persone, 2 ragazzi giovanissimi sui quali stiamo puntando molto. Abbiamo avuto ottima soddisfazione, perché soprattutto un ragazzo che è qui da più tempo, da 1 anno ormai, lo abbiamo conosciuto in un progetto di avvicinamento alla scuola e lì ha iniziato poi la presenza presso la nostra azienda. Abbiamo percepito subito una grande passione, una gran voglia di crescere, di imparare, ed è stata un'ottima sorpresa in un periodo in cui trovare ragazzi che abbiano passione soprattutto è abbastanza complicato. Questo ragazzo ci ha dato buone speranze per i nuovi giovani, per le nuove figure che usciranno dalle scuole poi. Ringraziamo Bruno Martignago di Lavormec e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica Friuli Lavoro. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work.